Il libro della Genesi racconta le vicende dei padri. Dopo i primi 11 capitoli dedicati alla storia delle origini, dal capitolo 12 al capitolo 50 troviamo 3 grandi cicli narrativi. Il primo è dedicato ad Abramo, l'uomo della fede. Il secondo a Giacobbe, il padre delle tribù. Il terzo a Giuseppe. E questo terzo ciclo narrativo è il più organico, al punto che si può parlare di un racconto sapienziale unitario, un autentico romanzo didascalico. È la storia della fraternità ritrovata. Giacobbe, dunque, padre di 12 figli, è l'antenato di tutte le tribù di Israele, ma come succedeva nella storia del popolo, fin dagli inizi i fratelli non andavano d'accordo fra di loro. E il narratore della Genesi ci presenta la storia di una famiglia divisa, dove il padre fa delle preferenze, predilige Giuseppe, il penultimo figlio, avuto da Rachele, la moglie preferita. E Giuseppe è il tipico figlio di papà, un po' lavativo, ragazzino di 17 anni, al capitolo 37, viene presentato come pigro, sfaccendato, spia nei confronti dei fratelli, con l'atteggiamento arrogante di chi si appoggia all'autorità paterna e sogna grandi cose per sé. Il padre gli ha fatto una tunica dalle lunghe maniche, un vestito solenne, però un vestito che non gli permette di lavorare. La tunica dalle lunghe maniche è un simbolo importante, rappresenta l'amore del padre nei confronti di Giuseppe, ma anche lo strumento dell'invidia e dell'odio da parte dei fratelli. Lui, facendosi forte di questa tunica, non lavora ed esibisce il vestito bello regalato da papà. È un sognatore Giuseppe, sogna grandi cose per sé e racconta ai fratelli i propri sogni. Ho sognato che eravamo in campagna a mietere il grano e ognuno di noi aveva il suo covone, ma solo il mio rimaneva diritto e gli altri 11 si mettevano intorno e si prostravano al mio covone. I fratelli non potevano prendere benevolmente questo discorso, era evidente un sogno di supremazia. Ne ho fatto un altro sogno, racconta Giuseppe.
Ho sognato il sole, la luna e 12 stelle. La mia stella rimaneva al centro e il sole, la luna e le altre 11 si prostravano in adorazione a me. È un ragazzino che si è montato la testa e i fratelli più grandi non lo sopportano. Il narratore mette in evidenza all'inizio questo atteggiamento negativo di Giuseppe. Lo presenta come un ragazzo viziato e moralmente negativo. Ha bisogno di un cammino di maturazione e di purificazione. Un giorno, mentre i fratelli erano lontani da casa al pascolo, il padre Giacobbe chiama Giuseppe e gli dice: «Ti voglio mandare dai tuoi fratelli». È una missione importante. Il padre manda il figlio a cercare i fratelli. E Giacobbe parte per andare a visitare i suoi fratelli, ma ha difficoltà a trovarli, si perde per strada, lo incontra un tizio e gli chiede: «Che cosa cerchi?» «Cerco i miei fratelli». Questo tizio è un personaggio insignificante nel racconto, ma è semplicemente lo strumento narrativo per far dire a Giuseppe questa parola fondamentale. Che cosa cerchi? Cerco i miei fratelli. La storia di Giuseppe è una storia di ricerca della fraternità, di scoperta di che cosa significa essere fratelli. Concretamente trova i fratelli a Dotan, ma loro non lo accolgono come fratello. Appena arriva, gli tolgono quella tunica dalle lunghe maniche, segno della predilezione del padre, lo spogliano e lo gettano in una cisterna con l'intenzione di eliminarlo. Uno dei fratelli propone di non ucciderlo, ma di venderlo come schiavo. Quando vanno per tirarlo fuori dalla cisterna, però il ragazzo non c'è più, qualcun altro aveva già provveduto. Nel deserto una banda di Madianiti aveva trovato questo ragazzo che urlava nel pozzo vuoto, l'avevano tirato su e l'avevano venduto come schiavo ad una carovana di ismaeliti che stava scendendo in Egitto. E Giuseppe venne portato in Egitto. I fratelli cospargono di sangue di un animale la bella tunica di Giuseppe, la strappano e la riportano al vecchio Giacobbe. Di nuovo, quello che da giovane aveva ingannato, adesso viene ingannato. E gli dicono: «La riconosci?» Non può far altro che dire: «Sì, è quella di Giuseppe, l'abbiamo trovata in campagna». E Giacobbe deduce da sé: certamente una bestia feroce lo ha sbranato. Ha torto, ma ha ragione. È una bestia feroce che l'ha sbranato. L'odio dei fratelli è quella bestia. E Giacobbe si è auto-ingannato. E loro, i figli, sono contenti di vederlo soffrire. Così impara a volere più bene a Giuseppe che a noi. C'è la storia iniziale di una famiglia divisa, dove i rapporti sono cattivi. In varie direzioni le relazioni non sono buone e producono effetti deleteri. La storia poi prosegue in Egitto,
raccontando le vicende del giovane Giuseppe, il quale viene venduto come schiavo e acquistato da un ministro del faraone, un certo Potifarre. Giuseppe è un ragazzo in gamba, non può più permettersi di fare il signorino con la veste dalle lunghe maniche, viene buttato come schiavo in campagna e deve lavorare duro, ma lavora bene. La fatica e il lavoro lo fanno crescere. Ciò che egli fa riesce. Il narratore sottolinea: il Signore fu con Giuseppe. E Giuseppe venne notato dal padrone come un ragazzo in gamba e lentamente fece carriera, emerse, fino al punto che il signor Potifarre gli affidò la gestione di tutta la sua azienda agricola. La situazione drammatica dell'inizio sembra risolta. Giuseppe è diventato importante, ma interviene un'altra complicazione nel racconto. La moglie di Potifarre mette gli occhi su questo giovane servitore del marito. Aveva 17 anni in partenza, sono passati alcuni anni, quindi adesso è un giovane di 20-25 anni, aitante e intraprendente. E la moglie, essendo un dipendente, cerca di usarlo. Giuseppe rifiuta le avance di questa donna e rifiuta decisamente, al punto che lei si sente offesa e quell'amore appassionato che l'aveva presa si cambia facilmente in odio. Sentendosi respinta, la moglie di Potifarre lo rovina, lo accusa di averle usato violenza. Naturalmente Potifarre crede alla moglie e manda via, cioè condanna alla prigione, questo giovane schiavo che si è permesso di mettere le mani addosso alla moglie del padrone. Giuseppe per la seconda volta finisce nella fossa. La prima volta se l'era cercata per un atteggiamento negativo, la seconda volta se l'è procurata per una onestà morale, per una fedeltà al padrone e a Dio. Ha accettato di nuovo la sciagura, ma anche in prigione il Signore fu con Giuseppe e anche lì quello che faceva riusciva. E il direttore delle carceri lo apprezza e lo valorizza. Giuseppe viene presentato come l'uomo saggio che sa costruire la propria vita, che nonostante le disgrazie e le disavventure sa realizzare una esistenza buona. È il modello del saggio, di colui che ci sa fare. Resta l'uomo dei sogni, anche in prigione, e si trova ad avere due compagni di prigionia, due pezzi grossi, due ministri del faraone che sono stati accusati e aspettano il processo. Una mattina Giuseppe li vede entrambi con faccia triste e chiede il motivo di questa afflizione. Dicono di avere fatto un sogno e raccontano a Giuseppe il loro sogno.
Giuseppe li interpreta in due modi opposti. Il capo dei panettieri riceve una risposta positiva. Fra 3 giorni il faraone alzerà la tua testa, cioè ti ricollocherà al tuo posto, ti riabiliterà, il processo ti assolverà. Il capo dei coppieri invece riceve un responso negativo. Fra 3 giorni il faraone solleverà la tua testa, cioè ti appenderà, ti condannerà a morte perché risulterai colpevole. A colui che viene assolto, Giuseppe dice: ricordati di me una volta che tornerai nella tua posizione. Le cose vanno proprio come Giuseppe aveva previsto. Uno viene condannato e l'altro assolto. E il ministro assolto, che riprende la sua funzione, si dimentica di Giuseppe, il quale rimane in prigione. E passa di nuovo del tempo, finché anche il faraone sogna. I famosi sogni delle 7 vacche grasse mangiate dalle 7 vacche magre. E poi un altro sogno, 7 spighe piene divorate da 7 spighe vuote. Il faraone si sveglia angosciato, preoccupato da quei sogni funesti, e nessuno è in grado di spiegare il significato. Allora il ministro che era stato assolto ricorda di avere incontrato un prigioniero sapiente che gli aveva interpretato i sogni. Ne parla al faraone e Giuseppe viene convocato a corte. Si cambia di abito e compare alla presenza del faraone ed è in grado di spiegargli il sogno. Giuseppe è proposto come il saggio interprete dei sogni, come l'uomo della sapienza che sa leggere i segni della storia e progettare le iniziative per costruire una storia buona. Le 7 vacche grasse rappresentano 7 anni di abbondanza, ma saranno seguite da 7 anni di carestia. E quindi la saggezza vuole che non si mangi tutto nell'anno dell'abbondanza, ma si metta da parte quando ce n'è tanto, in modo tale da supplire quando ce ne sarà poco. Giuseppe propone una riforma agricola, un piano di accumulo, un intervento sapiente di risparmio e di progettazione. E il faraone si fida di lui, lo fa ministro, noi diremmo ministro dell'agricoltura, viceré, con un incarico di grande responsabilità. E Giuseppe viene integrato nell'amministrazione egiziana, veste, parla all'egiziana, comanda e diventa molto importante. Si sposa con una principessa e ha figli. Ormai è un uomo di successo, pienamente integrato nella società egiziana. E come aveva previsto, dopo gli anni dell'abbondanza arriva la carestia. Ma i granai pieni d'Egitto permettono di affrontare anche gli anni del disagio. Non solo, ma l'Egitto può vendere il grano agli altri popoli, che invece non hanno fatto scorte. Fra i vari poveri
che vengono in cerca di grano in Egitto, un giorno arrivano anche i fratelli di Giuseppe. E qui il narratore si sofferma con molti particolari, perché la storia raggiunge così il suo vertice. I fratelli sono sempre gli stessi, un po' invecchiati, ma vestono allo stesso modo e sono pastori poveri come erano in partenza. Giuseppe invece, da ragazzino di 17 anni, è un uomo di 35, che veste come un egiziano, parla in egiziano ed è irriconoscibile dai fratelli, mentre lui li conosce benissimo. E inizia un itinerario pedagogico. Non gliela fa pagare, ma li mette su un cammino formativo. Si comporta in modo duro, fa forza a se stesso per essere duro nei confronti dei fratelli, non per una intenzione di vendetta, ma per aiutarli a maturare, a diventare uomini, a scoprire la fraternità. Chiede: chi siete? E quelli raccontano. Siamo tutti fratelli, eravamo 12 ed è in 10 però qui. Sì, perché uno, quello più piccolo, è rimasto a casa e un altro non c'è più. Giuseppe finge di non credere. Non credo che siate 12. Non vi do niente se non mi portate l'altro fratello, quello piccolo. Fa arrestare Simeone, uno dei fratelli, e poi libera gli altri. Giuseppe riproduce la stessa situazione che era avvenuta molti anni prima. Un fratello è tenuto prigioniero in Egitto. Dice: voi potete tornare tranquillamente. Ma se volete libero Simeone, dovete scendere col fratello più piccolo, Beniamino. Dà il grano che vogliono, anzi, fa mettere nei sacchi anche i soldi, per cui quel grano è stato regalato. E i fratelli tornano a casa con il grano, con i soldi, ma senza un fratello. E raccontano tutto al vecchio padre Giacobbe, il quale ha perso un altro figlio. E per recuperarlo deve essere disposto a lasciare andare il più giovane, Beniamino. Giacobbe non ci sente. La storia organizzata da Giuseppe serve anche per educare il vecchio padre Giacobbe. È in una situazione difficile perché deve scegliere: lasciare che Simeone sia in prigione in Egitto o lasciare che scenda anche Beniamino e recuperare l'altro, con il rischio però che Beniamino si perda. Giacobbe vuole più bene a Beniamino che agli altri e gli altri se ne accorgono e questi rapporti familiari non sono buoni. Quando il grano finisce, ritorna l'esigenza di scendere in Egitto. Ma i fratelli dicono al padre: non possiamo scendere in Egitto senza Beniamino. Quell'uomo ci ha detto di non presentarci a lui senza il nostro fratello minore. E Giacobbe a questo punto deve cedere e lascia andare Beniamino. Giuda si fa garante. È importante il ruolo di Giuda in questa storia. Giuda è l'antenato della famiglia da cui viene fuori Davide, è il capostipite della tribù che prenderà il regno e quindi anche in questa storia il ruolo di Giuda è significativo. Giuda garantisce l'incolumità di Beniamino.
Ritornano in Egitto. Giuseppe accoglie i fratelli, si commuove alla vista di Beniamino, li invita a pranzo e organizza una scena simile a quella di tanti anni prima. Fa mettere a tavola tutti questi ospiti nell'ordine giusto di età. Si accorgono di essere stati collocati esattamente nell'ordine di nascita. Sembra loro di essere conosciuti. Non solo, ma Beniamino viene trattato a parte e servito molto meglio. Gli danno da mangiare molte più cose che agli altri. Giuseppe sta riproducendo una scena di gelosia fra fratelli. Dopodiché libera anche Simeone, dà il grano e li rimanda a casa, con un piccolo trucco. Un inserviente ha nascosto la coppa di Giuseppe dentro il sacco di Beniamino e dopo una giornata di cammino i soldati egiziani bloccano i figli di Giacobbe dicendo: è stata rubata la coppa del faraone. I fratelli si dichiarano assolutamente innocenti, sono talmente sicuri di non averla presa che affermano: se la trovi nel sacco di qualcuno, chi l'ha presa resti pure schiavo. Verificano i sacchi e nel sacco di Beniamino c'è la coppa. I soldati arrestano Beniamino e lo riportano indietro. Tutti gli altri tornano indietro con Beniamino. Ecco dove voleva arrivare Giuseppe: a farli rivivere l'angoscia di quello che avevano fatto. E Giuseppe con durezza dice: ce n'è uno colpevole, è il più piccolo, lui resterà qui schiavo, voi potete tornare tranquillamente, siete tutti liberi, avete anche il grano. Era la stessa situazione che si era verificata tanti anni prima. Giuda prende la parola e racconta di nuovo tutta la storia e termina dicendo: io non posso tornare a casa senza mio fratello, non posso vedere il dolore che colpirebbe mio padre. Tieni me al suo posto, ma lascia andare lui. A questo punto Giuseppe si rivela. A questo punto è stata scoperta la fraternità. Nel momento in cui Giuda è disposto a pagare lui al posto del fratello, ha capito che cos'è la fraternità. E quello è il momento vertice del racconto che permette di aprire gli occhi e di riconoscere. Leggiamo all'inizio del capitolo 45. Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva riconoscere dai suoi fratelli. E proruppe in un grido di pianto, e gli egiziani lo sentirono, e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe. È ancora vivo mio padre? Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Questo è un testo
splendido di teologia, perché interpreta la storia come guidata da Dio. I fratelli hanno fatto male, hanno peccato gravemente contro Giuseppe, e tuttavia è il Signore che ha guidato quella storia. Il Signore mi ha mandato qui davanti a voi per conservarvi in vita. Quello che è capitato a Giuseppe è servito a Giuseppe per diventare uomo maturo, è servito ai fratelli per crescere nella fraternità, è servito a Giacobbe per diventare padre giusto, è servito a tutta la famiglia di Israele per rimanere in vita. Voi avevate pensato ad un male contro di me, ma Dio lo ha fatto servire ad un bene. La storia di Giuseppe, scoperta della fraternità, è la storia di un Dio che guida la storia. E la vicenda di Giuseppe è una sola, ma capitò due volte. È la storia di Gesù che è annunciata profeticamente dal tipo di Giuseppe. È Gesù che è andato avanti negli inferi, in fondo al pozzo, alla prigione, per salvare i fratelli. Proprio quei fratelli che lo hanno ammazzato. È Lui che è andato avanti per garantire la vita. Thomas Mann ha scritto in 4 splendidi romanzi tutta questa vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli, presentandolo come il nutritore. Giuseppe, immagine di Gesù, che nutre il suo popolo e conserva i fratelli nella vita. È Lui il salvatore dei suoi fratelli, anche se è stato venduto e ucciso dai suoi fratelli. Così la Genesi, anche se è il libro delle origini, racconta già profeticamente la storia della pienezza dei tempi che in Gesù Cristo si realizza.